Intanto grazie alla Sightland abbiamo anche la classifica delle società al termine della sessione mattutina di gare, quindi al termine dei 400 stile libero femminili e maschili. Al comando l'Unione Sportiva Idros con 18 punti, insegue il Veneto Banca Montebelluna con 16 punti, in terza posizione il Mirano Nuoto con 14 punti, al quarto posto il Team Veneto, poi le Fiamme Azzurre, quinta posizione il Gorenica Radovlica al sesto posto e poi a seguire tutte le altre. Chi volesse consultare la classifica provvisoria dopo il turno mattutino può venire direttamente alla postazione microfonica. Alessia Maddio intanto 1:12:37 al passaggio di metà gara, atleta dell'SC Nuoto, formazione toscana, classe 97 Alessia Maddio. Si fa sotto intanto Iris Urbancic, l'atleta del Gorenica Radovlica, passa avanti lei in 1:57:27 prima dello stile libero finale. Per la terza serie ragazze sono ai blocchi Chiara Favaro, polisportiva Noale in corsia 1, corsia 2 Sara Trevisan, San Vito. In corsia 3 Maddalena Vettoretti, Veneto Banca Montebelluna. In 4 Sofia Guadagnini, nuotatori trentini. In corsia 5 Lisa De Marco Zompit, Ginnasium Pordenone. In 6 Giulia Pegorin, Antares Castelfranco. E rimane al comando Iris Urbancic che va al tocco con il miglior crono, dovrebbe essere il 2:31:85 davanti Alessia Maddio 2:33:67, poi Concas alla terza posizione. So Urbancic first place in this